Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per fare i miei complimenti a Harry Free. Infatti, un po' di tempo fa è arrivato secondo in tutto il mondo con il suo nuovo record tutto italiano, specifico tutto italiano, perché sotto nei commenti so che ci saranno tante dicerie. Infatti il suo record è 5068 coppe. Ah Kai, però girano le voci di un altro giocatore che gli faceva le sessioni. In English, please, motherfucker! Tornando ad essere seri ragazzi, allora se avete delle prove veritiere non photoshoppate, potete dirmi ragazzi c'è sta cosa qua. Se invece non avete uno straccio di prova, vi invito a pensare almeno a 2 volte quello che scriverete nei commenti. Se no ragazzi è solamente infangare il nome di una persona. Dopo aver fatto questa premessa inizio con il video vero e proprio. Allora ragazzi, il nuovo record tutto italiano è di 5068 coppe di Harry Free. Infatti attualmente primo in Italia ed è arrivato secondo, sentite, secondo in tutto il mondo. Non si vedeva un italiano nella top 3 da non so quanti anni, forse un anno e mezzo, anche di più. Quelli che ho più memoria io erano il Press e Chiorico. Quando Harry è arrivato a quel record gli hanno dedicato un clan. Infatti non è stato lui a creare quel clan, ma è stato un altro giocatore. Mi sembra che il giocatore si chiamava Tepa One, spero di non sbagliarmi. Infatti Harry mi ha invitato nel suo clan e come potete vedere ragazzi, leggende, titano e dopo c'è un Kaya Master. Con quel clan in un'oretta siamo arrivati primi in Italia. Anzi, primo in assoluto in Italia. E nei primi 5 in tutto il mondo. Con questo ragazzi capite che c'è una grande solidarietà a livello internazionale su Clash of Clans. Infatti è entrato nel clan anche la prima leggenda in assoluto. Non so come si pronuncia il suo nome. Praticamente tutte le leggende che erano in classifica in quel momento sono entrate nel clan e hanno fatto i complimenti a Harry. Harry mi ha detto che si fa 2 sessioni al giorno e quando ho tempo persino 3. Mi ha detto che è veramente distruttivo a volte. Naturalmente queste cose sono veramente da nerd assurdi se volete essere nella top 5 mondiale. Allora, per quelli che mi chiederanno ok, quante gemme servono per essere tra i primi al mondo? Allora, Harry in chiamata mi ha detto che in una settimana servono purtroppo verso le 10.000 gemme. Perciò un altro requisito per essere tra i primi al mondo è avere tanto tempo, saper giocare e avere tanti big money. Harry non compra le gemme perché è un gemmone, Harry compra le gemme perché è obbligato a velocizzare le proprie truppe. Se no ha veramente in netto svantaggio rispetto agli altri giocatori. Allora, per darvi un'altra prova che è stato Harry a giocare con il suo account, andiamo a vedere i suoi replay. Allora, per chi mi seguisse veramente dall'inizio questa serie, possiamo vedere che Harry utilizza la stessa tecnica. Tipo io che in scalata all'epoca, quest'estate sì all'epoca, utilizzavo le Go Wiwi e fin dall'inizio alla fine ho utilizzato sempre Go Wiwi perché mi sono trovato veramente benissimo con quella tecnica. Invece Harry gli piace il mastino mongolfiere. E ricordate, lui si porta sempre le stesse truppe di paraculo come giganti, spaccamuro e qualche sgherro. Allora, vediamo che lui congela sempre le inferno multiple e quella singola solitamente si lascia vivere perché quella singola non è veramente molto dannosa per le mongolfiere. Oh mio Dio, siamo arrivati al 41%. Re Barbaro schierato. Ok ragazzi, abbiamo ancora la regina. Dov'è la regina? Non è stata ancora schierata. Siamo al 50%, ecco, se c'è da risparmiare sulle truppe si risparmia. Inoltre ragazzi, sopra le 4800 coppe, anche se vi apre un villaggio da una coppa, siete obbligati ad attaccare perché con quello più una coppa vi salvate la sessione. Perché è probabile che in 6 ore di gioco non vi apra nessun villaggio. Infatti molti top player si portano l'iPad e un piccolo modem portatile e attaccano tutto il giorno, in modo tale da non essere chiusi sempre in casa. Mi chiedo cosa dovrò fare io per arrivare alla leggenda. Saranno cavoli molto amari. Come potete vedere ragazzi, sono tutti attacchi da una coppa. Essendo tra i primi al mondo non riesce a attaccare l'altro che è primo al mondo se si è messo lo scudo. Infatti i top player mondiali si stalkeranno un po' a vicenda, tipo fanno ah
Noi truppe negli accampamenti, appena finito un attacco, maledetto, so quando è iniziata sessione e praticamente si ricercano a vicenda. Molti giocatori furbi in scalata si tengono dei scudi, praticamente io posso comprare uno scudo da un giorno, ok, oggi, però lo posso ricomprare solamente tra 15 giorni, perciò si calcolano bene il tempo per ricomprarsi il prossimo scudo. Perché il loro pensiero non è arrivarci, ma restarci. Arrivarci è relativamente facile, restarci è un pochino più difficile perché con una difesa vai con meno 40, veramente ti distrugge il cuore. Insomma, quando voi vedrete questo video non so in che classifica sarà Harry. Ok ragazzi, attualmente in Italia ci sono solamente due leggende. Allora, il primo in assoluto è stato Gigi Nocerello, il secondo è stato Harry Free, il terzo dovrebbe essere stato Maurizio se non mi sbaglio. Allora, il quarto è Predator, perciò complimenti anche a Predator. Infatti era anche nel mio clan un po' di tempo fa. Allora, Harry Free attualmente ha 5044 coppe e ha 700 stelle in Clan War. Il suo record è stato 5068. Allora, andiamo su migliori globale. Complimenti veramente a questo giocatore del clan Unknown Warrior che è arrivato a 5101 coppe. Praticamente è andato avanti di una coppa a una coppa. Harry Free attualmente è sesto, ma vi ricordo che è arrivato anche secondo in tutto il mondo. Insomma, ripeto, non si vedeva un giocatore italiano nella top 3 da ormai tantissimo tempo. Perciò ragazzi, qua un applauso ad Harry, ci sta. Per quelli che mi stanno chiedendo, ok, noi vogliamo la tua scalata! Ragazzi, devo dirvelo, in questo periodo sono molto impegnato con la scuola e sono con un'assenza di gemme veramente mostruosa. Pensate che questo è il mio terzo account e nel terzo account ci sono più gemme che nel primo account. Impazzirò. Oh, qua abbiamo Seda. Allora, penso che abbia già un clan, sì, perciò lo rifiutiamo in live. Vabbè, scusa Seda. E vabbè ragazzi, questo era tutto e spero che vi sia piaciuto anche per il video oggi. Come al solito vi ricordo di lasciare un grande like non solo per me ma anche per Harry Free che è arrivato secondo in tutto il mondo. Insomma cazzo, è un grande orgoglio per l'Italia. Puntiamo in alto. Prossimo episodio, primo al mondo. Spero. Questo era tutto, come al solito lasciatemi un like, un commento e ragazzi ricordatevi di seguirmi anche su Instagram e Facebook. E se non siete iscritti al canale, iscrivetevi!